Buona conclusione del tempo di Natale. Amiche e amici, ci fermiamo oggi su quei versetti del Vangelo di Marco, all'inizio, capitolo 1, che raccontano la scena del battesimo di Gesù, che è la conclusione del tempo di Natale, perché questa domenica 7 gennaio, che segue immediatamente l'Epifania, è proprio la festa del battesimo di Gesù, come ben sappiamo. C'è un collegamento tra l'Epifania e il battesimo, perché anche il battesimo è una epifania, cioè una manifestazione, si dice. Gesù è un racconto che ha lo scopo di rivelarci chi è Gesù, esattamente come accade nella scena dei magi, che con il loro cammino, con la loro esperienza, con i loro doni, con i loro gesti, con le loro posture, ci invitano a riconoscere chi è veramente Gesù, cioè il Figlio di Dio, il Messia di Israele. Cosa ci dice la scena del battesimo di Gesù? Ci dice innanzitutto una cosa disarmante, ma anche intrigante. Attenzione. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea, è la prima volta che Gesù compare nel Vangelo di Marco, venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Questa è una cosa che potrebbe stimolare molte riflessioni nella nostra vita, no? Il primo verbo che parla di Gesù nel Vangelo di Marco, se si esclude lo spostamento fisico, cioè il fatto che Gesù venne da Nazaret di Galilea, sì, in effetti la prima cosa che Gesù fa è camminare da Nazaret verso l'area del Giordano dove Giovanni battezzava, ma se si esclude questo cammino fisico di Gesù, la prima azione che Gesù fa è un'azione al passivo, cioè lui è il soggetto di un verbo passivo. Fu battezzato, che letteralmente significa venne immerso. Tra l'altro, tutta la scena del battesimo vede Gesù nel ruolo appunto più di attore passivo che non di protagonista attivo, cioè l'attore principale non è lui. Gesù nella scena del battesimo osserva e subito uscendo dall'acqua vide squarciarsi i cieli e lo spirito discendere verso di lui come una colomba e venne una voce dal cielo. Allora, i cieli si squarciano, quindi sono i cieli protagonisti, in maniera tale che si crei una comunicazione tra il cielo e la terra, come una porta che si apre, no? E qui comprendiamo che Gesù è un ponte, un pontefice che unisce il cielo e la terra, ma sono i cieli che fanno l'azione di squarciarsi. È lo spirito che fa l'azione di scendere sulla terra, sul corpo, sull'umanità di Gesù. E poi è la voce che viene dal cielo, cioè, c'è una voce che viene dal cielo, è la voce del Padre evidentemente, tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Vedete che Gesù inizia la sua attività con una passività. Il figlio di Dio, per poter iniziare la sua vita pubblica, la sua manifestazione pubblica, ci mostra tutto ciò che lui è disposto a ricevere dalla terra, Giovanni Battista, che lo precede, che parla di lui, che lo anticipa, che in qualche modo già lo interpreta, e dal cielo, no? Lo Spirito Santo, la voce del Padre, i cieli che si aprono così. Gesù inizia la sua manifestazione al mondo ricevendo tutta una serie di energie che provengono dalla terra e dal cielo. E in questo modo ci indica la cosa principale che noi cristiani dobbiamo fare: ricevere. La prima cosa che dobbiamo fare è ricevere, ecco perché preghiamo.
Ecco perché ha senso pregare. Qualcuno dice no, ma alla fin fine quello che conta è agire e fare, no? Attenzione, c'è un grandissimo inganno in questa convinzione che tante persone hanno. Noi preghiamo, noi ascoltiamo la parola di Dio, noi invochiamo lo Spirito Santo perché prima di tutto il compito, la cosa spirituale più importante che possiamo fare, la impariamo da Gesù, è ricevere. E se questo brano del Vangelo ci permette che riecheggino dentro di noi alcuni passaggi della Genesi, della creazione del mondo, per esempio, nella creazione del mondo si parla dello Spirito di Dio che aleggiava e che planava sulle acque, no? Qui lo Spirito scende in forma di colomba. È sostanzialmente la stessa immagine. Ci sono acque nella Genesi e ci sono acque qui nella scena del battesimo, no? Qui le acque del Giordano, là le acque primordiali, l'oceano, l'abisso primordiale. Nella Genesi c'è la terra che emerge dalle acque. Qui non c'è la terra, ma c'è un uomo nuovo che emerge dalle acque, la nuova umanità, l'umanità di Cristo, no? E anche nella Genesi c'è la voce di Dio che parla e che crea parlando. Qui c'è la voce del Padre che si fa sentire e che ci rivela ciò che Lui sta facendo attraverso suo Figlio. La nuova creazione, vedete, tutto concorre a dirci che questa è la nuova creazione, ma la nuova creazione parte dalla capacità di ricevere l'amore di Dio. Buona vita.